Il dramma sul passante questa mattina con un 54enne di Vittorio Veneto stroncato da un malore mentre era alla guida del suo camion. Nel pomeriggio, poco dopo le 16, un'altra vittima, un 72enne, morto nello scontro tra il suo scooter e un'auto a Castelfranco. È di una doppia tragedia il bilancio di questa giornata. A perdere la vita sul passante all'altezza di Mirano è stato Ivano Dadalt, autista di un'azienda di trasporto rifiuti che lavora per Savno. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, il 54enne sarebbe stato colpito da un malore, forse un infarto che gli ha dato però il tempo di accostare il mezzo pesante, evitando un disastro. Per lui, tuttavia, già colpito 10 anni fa da un episodio simile, non c'è stato nulla da fare. Inutile l'intervento in elisoccorso del SUEM 118. Dadalt lascia la moglie Luigina e i due figli di 20 e 18 anni. Alpino cantava nel coro Vittorio Veneto. Sabato scorso, l'ultimo concerto a Cappella Maggiore. Poche ore dopo, a Castelfranco, in via Piave, l'altro dramma. A poche decine di metri dal passaggio a livello, lo scontro tra lo scooter di un 72enne e un SUV, portato via in ambulanza. È morto poco dopo. Non aveva documenti con sé. Le sue generalità non sono ancora state rese note. Viabilità della zona congestionata. È stato necessario chiudere la strada per effettuare i rilievi di legge.